Lorango mette in crisi la Lega. Che fosse lui a scatenare tutto questo bellame nella politica italiana non se lo aspettava nessuno, tantomeno ci si poteva immaginare che la rispettabilità politica di due eminenti personalità istituzionali come il vicepresidente del Senato e un assessore regionale potesse essere messa in discussione da una scimmia. Eppure, nella stagione più drammatica della storia della Repubblica, tra tasse record, disoccupazione e debito pubblico, è proprio una scimmia a scatenare l'ultima tempesta. Tuonano le reazioni sulle affinità trovate dal leghista Roberto Calderoli e la bufera investe anche il Veneto, dove l'assessore del Carroccio, Daniele Stival, ha rincarato la dose. Eppure non è solo una questione estetica, somigliare a un orango non piace a nessuno, nemmeno ai sindacati confederali che annunciano di ritirare immediatamente i loro rappresentanti dalla consulta regionale per l'immigrazione e invitano le altre associazioni a fare altrettanto. Il paragone tra l'orango e il ministro Kyenge accende la protesta. A Mestre, domani pomeriggio, la CGIL organizza una manifestazione in piazza Ferretto contro le dichiarazioni razziste e sessiste di Calderoli e Stival. E mentre PD, UDC, Italia dei Valori e Scelta Civica chiedono che vengano tolte le deleghe all'assessore Veneto, il segretario nazionale del Carroccio, Flavio Tosi, interviene duro. Chi ha un incarico di responsabilità come Stival dovrebbe impiegare il suo tempo e il suo profilo Facebook in modo diverso. Anche Calderoli ha sbagliato, l'offesa non va usata né nel mondo politico né nella vita privata. Sono parole che ad esempio il sottoscritto non direbbe mai. In contesti come un comizio, una festa, possono anche esserci passaggi di questo tipo. Ripeto, io non le farei mai. Pensano che questa affermazione sia pessima, un'uscita fuori dal comune, nel senso che non ha niente a che vedere con le problematiche che oggi ha un movimento che deve solamente crescere, non con queste battute ma inserendo magari proposte. Gli assessori leghisti ammettono che ci sono cose da non dire e paragoni da non fare, ma al Carroccio, il ministro Kyenge, non c'è niente da fare, non va giù. Ho moltissime critiche da fare sull'operato di questo ministro che mi pare abbia creato difficoltà e problemi a un esecutivo già di per sé stesso fragile, con iniziative che poi rimangono comunicati stampa e nulla hanno a che vedere con l'attività parlamentare e soprattutto le necessità dei cittadini ma anche degli immigrati in questo momento. Le parole più dure arrivano dal premier Enrico Letta, un ultimatum rivolto al segretario leghista Roberto Maroni: chiuda subito il caso o è scontro totale. Mentre il vicepresidente della regione Veneto, Marino Zorzato, voce eminente del PDL, scuote la testa. Sono abituato da 20 anni che ogni tanto qualche leghista e qualcuno della Lega si dice la fa fuori vaso, siamo abituati ma non si fa così.